Buongiorno da Taglio di Po, buongiorno, siamo con Silvia Ricchi, tradizionale Costa delle Uova, una tradizione che a Taglio di Po in Pasquetta c'è da un santissimo tempo. Quanta gente c'è oggi? Chi avete coinvolto, pro loco, non solo? Stamattina, nonostante il tempo un po' uggioso, guarda, la gente si sta avvicinando, quindi speriamo che oltre a quella che c'è già ne arrivi di nuova. Il gruppo della Proloco, sempre numeroso, sempre impegnato a fare delle belle manifestazioni, quindi elogio molto i volontari della Proloco. E siamo inoltre, oltre alle cozze delle uova che stiamo facendo, stamattina anche come pari opportunità siamo andati a visitare i nostri vecchietti in casa di riposo e abbiamo portato un po' di pasqualine e delle uova in modo che anche loro possano festeggiare. Siamo sempre vicini agli ospiti e agli operatori della casa di riposo in modo da sostenerli sempre in questi eventi, insomma, un po' gioiosi. Bravi. Grazie. Seguiamo un pochino quelli della Proloco. Prego. Intanto c'è Morgan, buongiorno Morgan, Buongiorno. una delle colonne portanti, e nell'angolo delle uova altre due colonne portanti. È una Proloco molto al femminile, molto al femminile. Buona Pasquetta a tutti. Grazie, complimenti. Ciao. Giovani, giovanissimi e giovani. Dico che ci va Adele. Lorenzo contro Emma. Scusa, viene mia figlia Adele perché lui non... Ciao. Forza Rebecca, brava! Elia! Brava Dai. Rebecca! Dai! Brava Rebecca! Bravissima! Vieni! Brava Rebecca! È finito! Brava Rebecca, dai! No, dai, l'ultimo. Ultimo. Brava